Noi crediamo che l'Autostrada del Mare, la Via del Mare, sia un progetto strategico, lo è da più di 10 anni, finalmente è stato avviato l'iter e credo che la prossima giunta regionale, il prossimo consiglio regionale dovranno affrontarlo in pieno per dare una risposta ai territori. Preme sull'acceleratore lungo la Via del Mare Luca Spavaneto, candidato per Fratelli d'Italia e capogruppo uscente a Palazzo Ferrofini. L'opera, dice, sarà strategica per il litorale veneziano, una priorità per l'eventuale giunta Stefani, ma è proprio sulla Via del Mare che la distanza con gli avversari sembra siderale, un'infrastruttura inutile, l'ha definita anche di recente il candidato presidente del centrosinistra Giovanni Manildo, e per Alleanza Verdi-Sinistra c'è un tassello ulteriore. Ci sono molti cittadini che sono d'accordo con noi, la Treviso Mare deve restare pubblica, non a pagamento. Mentre dal centrodestra si parla già di esenzioni per i residenti, resta un intervento dal costo di circa 400 milioni di euro per un nuovo tratto autostradale della lunghezza complessiva di poco meno di 19 chilometri, e questo dal casello autostradale di Meolo fino alla rotatoria Frova a nord-ovest dell'abitato di Jesolo Paese, un impatto ambientale evitabile per il centrosinistra e per quei comuni che contro l'opera hanno fatto ricorso. Da Fratelli d'Italia, Pavanetto, che a Jesolo è presidente del Consiglio Comunale, tira dritto: l'avvio lavori è previsto nel 2027. E se è vero, come dicono, che fare un'autostrada o fare una strada, allargare una strada in verità, perché è per la maggior parte nel sedime esistente, questo può, diciamo, turbare l'ambiente, dall'altra io credo che ore e ore di macchine ferme in coda turbino molto di più e quindi penso che dal punto di vista ambientale forse siamo molto più vicini a questa idea che loro.